Buongiorno a tutti e benvenuti nella cucina della Cantina Veneta Collis. Oggi vi portiamo in un luogo meraviglioso per raccontare una ricetta che avrà bisogno del soave per esprimersi al meglio. Cosa c'è di meglio di un asparago in primavera e cosa c'è di meglio del soave e di una gita fuori porta nelle aree del soave proprio per riuscire ad accogliere e a vivere al meglio la primavera. Quindi oggi risotto di asparagi. L'asparago del territorio con il riso, il Veneto lo racconta in molte aree geografiche, che però verrà reso un pochino più morbido grazie all'utilizzo di un parmigiano, sì, nella mantecatura, ma anche di un asiago stravecchio mescolati insieme. E un filo di ricotta e una piccola marinatura dell'asparago renderà il piatto decisamente più sfizioso. Siete pronti per la ricetta? Noi, ingredienti e il soave, certo che sì. Quindi, come vi dicevo, un risotto con l'asparago con una piccola accortezza. L'asparago, le punte verranno sbollentate e lasciate marinare proprio nel vino. E poi sarà un risotto lavorato normalmente con un brodo vegetale. Un pochino di ricotta, che è questa. La cottura del resto degli asparagi, cioè la parte dei gambi puliti, nel latte, li renderà ancora più morbidi. E infine la mantecatura con il formaggio. Quando puliamo gli asparagi dobbiamo ricordarci di una cosa importante: è un prodotto decisamente ottimo in tutta la sua parte, anche in quella che noi crediamo sia un attimino più sciupata o comunque che non possiamo utilizzare da rosicchiare, da mangiare, perché insomma è un po' troppo coriacea. Non buttatela via. Le parti di scarto dell'asparago possiamo utilizzarle proprio per realizzare il brodo che ci consentirà di cuocere poi il risotto. La punta, più o meno di questa dimensione, la sbollenteremo nell'acqua calda, 1-2 minuti, così da avere poi la parte con cui decorare il piatto finale. Le punte sbollentate e il resto dell'asparago tagliato a rondelle sottili e, mi raccomando, la parte di scarto utilizzata per il brodo vegetale. Una volta sbollentata, quindi la sentirete più morbida, tagliamo a metà o a fettine sottili e la marineremo molto delicatamente. Con che cosa? Ma con il soave, un pizzico di olio, sale, pepe e giusto il tempo di cuocere il risotto. Il resto dell'asparago, il gambo pulito, all'interno di una casseruola con il latte, anche in questo caso un pochino di brodo vegetale, quello che sta cucinando dietro le mie spalle, un goccino di sale e pepe e io un goccio di soave di OC lo metto lo stesso, che in cottura darà sentori diversi. Il riso è tostato a secco così da non aggiungere grassi, è bello caldo, ed infine si sfuma con una buona dose di soave classico DOC. Bene, gli asparagi sono diventati belli profumati sia grazie al vino che più morbidi grazie al latte, e ora continuano la cottura con il resto degli ingredienti. Ora la parte finale della mantecatura con gli ingredienti diversi. La ricotta, che darà un po' di morbidezza, così da sposare bene anche tutti i sentori del soave. I 2 formaggi più stagionati con una noce di burro. A fuoco spento si manteca e si lascia riposare 2 minuti prima di servirlo. Le puntine marinate. Una piccola macinata di pepe nero, ma proprio piccola. I profumi nel piatto con l'asparago, i profumi nel vino con il soave. È come se andassimo a fare una gita fuori porta.